È una candidatura che nasce innanzitutto dal territorio, un territorio che chiede di essere rappresentato da chi ha fatto scelte concrete e importanti per il proprio comune, per il proprio territorio che è la Bassa Padovana, ma ho avuto modo di impegnarmi anche in altre competizioni a livello provinciale che hanno reso evidente la possibilità di continuare a fare qualcosa di buono per i nostri cittadini. I nostri cittadini sono i cittadini veneti e quindi dal comune al Veneto per riuscire ad essere concreti e operativi come lo sono i sindaci e come sono abituati ad esserlo i sindaci sui temi che riguardano la regione, che riguardano una regione che guarda avanti cercando di guardare al cambiamento vero, perché abbiamo tanto bisogno di questo, ne abbiamo avuto bisogno a livello nazionale, con Renzi abbiamo dato un segnale chiaro di cosa vuol dire il cambiamento, vogliamo darlo in maniera chiara anche in questo Veneto, guardando l'Europa come risorsa per i nostri cittadini veneti, risorsa perché porta risorse economiche, porta la possibilità di realizzare progetti nel lavoro ma anche nelle opere pubbliche. Io sto pensando a cosa significa per noi il tema della mobilità sostenibile, la metropolitana di superficie di cui Zaia non ha più parlato, sembra se ne sia dimenticato, ma i nostri cittadini della zona sud della provincia di Padova la stanno aspettando da decine di anni, come stiamo aspettando delle strade che non abbiamo visto da 40 anni, come aspettiamo l'idrovia Padova-Venezia, perché guardiamo la mobilità in termini di sostenibilità. Ecco, questi sono alcuni dei temi sui quali sento la forza di impegnarmi con passione per il nostro Veneto. Il primo impegno in Regione vuole essere la capacità di realizzare progetti di sostenibilità sul tema dell'ambiente. Perché dico questo? Perché in Europa sul tema della sostenibilità ambientale, che vuol dire il risparmio energetico nelle famiglie dei nostri cittadini, negli immobili dei nostri comuni, ecco, su questi temi ci sono decine di miliardi di euro in Europa. Dobbiamo avere la capacità di andarli a prendere come comunità, cioè mettendo insieme i comuni, mettendo insieme le organizzazioni, perché queste risorse ci sono e se non vengono in Veneto vanno da qualche altra parte. Finora abbiamo avuto poca capacità lungimirante da questo punto di vista, anche la forza di mettere insieme i comuni. Guardate, noi in Veneto abbiamo tantissimi comuni, più di 500 comuni, dobbiamo essere consapevoli che se non riusciamo a fare alleanza fra questi comuni, da soli i comuni, specialmente i più piccoli, non riescono a portare a casa risorse. Allora un Veneto che guarda i propri comuni con l'obiettivo di metterli insieme per lo sviluppo e il progresso, credo che sia il Veneto che tutti si stanno aspettando.